Cari telespettatori, eccoci nel nostro spazio dello SPI-CGIL, diritti inespressi, ovvero soldi che si possono recuperare perché ci spettavano, purché questo diritto inespresso venga rivendicato, tra virgolette, entro 5 anni, perché poi altrimenti si perde tutto. Quindi andare assolutamente a farsi controllare la pensione. Di questo parliamo e anche di altro, perché ci sono cose molto interessanti, con la segretaria del SPI-CGIL di Verona, responsabile della previdenza, Giuliana Lancisi. Grazie di essere qui con noi. Prego, allora, è un piacere. Allora, arduo compito di dare delle informazioni anche tecniche, però saremo supportati dalle slide. Prima però vediamo le interviste che sono state fatte presso la sede dello SPI-CGIL a un paio di vostri frequentatori. Ce ne abbiamo veramente tantissime, le abbiamo selezionate, vediamo la prima così possiamo commentare chi ha recuperato dei soldi per la propria madre. Vediamole insieme. Il signor Paolo ci racconta come è andata alla fine il controllo effettuato dallo SPI-CGIL sulla pensione di sua madre. Ci sono state delle belle sorprese. È stata una bella sorpresa perché ero venuto per fare la domanda per l'aggravamento dell'invalidità che già aveva da un paio d'anni, e quando sono venuto in ufficio per presentare, insomma, presentare la domanda per l'aggravamento, mi è stato detto che c'era la possibilità di ricevere un integramento alla pensione per un assegno che spettava probabilmente a mia mamma. Allora, visto questa informazione, ho detto va bene, proviamo, e è andato a buon fine, perché alla fine è stato un adeguamento sulla pensione mensile e più gli arretrati da quando era stata concessa l'invalidità del 100%, perciò insomma, è stato ricevuto un arretrato di un paio d'anni e è tutto andato a buon fine, grazie all'interessamento, insomma, del signore che c'era qua in sede. Ecco, concretamente questo si traduce in quanti soldi recuperati? Beh, un lordo di 1.500 euro circa per i 2 anni di arretrato, e poi sui 50 euro al mese di adeguamento dell'assegno mensile. Com'è stata la reazione di sua madre quando gli ha annunciato questo importo aggiuntivo? Un po' di sorpresa, perché era un'invalidità, magari sì, poi l'accompagnatorio eventualmente, però questa cosa ulteriore insomma, le ha fatto piacere, è stata un po' sorpresa e un po', insomma, contenta, via. Come verranno utilizzati questi soldi? Verranno anche aiutati i nipoti? Ha già deciso qualcosa sua mamma a riguardo? Beh, insomma, un po' di qualcosina ai nipoti, eccetera, qualcosa sì, ha fatto qualche, insomma, nelle sue possibilità, qualche cosa è stato fatto, sì. Ecco, quanti anni ha sua madre? 93, però insomma ancora riesce a sapere quello che succede e quello che fa, insomma. Ecco, molto importante, 93 anni, uno non si aspetta di avanzare dei soldi e invece capita questo. Tra l'altro cifre, insomma, possono sempre essere utili e importanti per chi magari ha bisogno di assistenza, di un aiuto, poi di supporto anche di vario genere. Vediamo un po' questo caso. Allora, questo caso è emblematico, nel senso che non è l'unico, ma ce ne sono diversi, ed è emblematico perché nel momento in cui un anziano fa la domanda di invalidità civile, e l'invalidità civile significa per l'anziano ultra 67enne il diritto, se viene riconosciuto, all'accompagnatoria, all'indennità di accompagnamento, che è di fatto l'unico aiuto che c'è da parte dello Stato a chi oramai non è più in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. E nel momento in cui si fa la domanda e arriva da parte dell'INPS la risposta, cosa succede? Succede che la persona prende atto diciamo, di quello che l'INPS riconosce, ma non fa mente locale al fatto che ci potrebbero essere anche tutta una serie di altri benefici che si possono avere, tra cui per esempio l'assegno al nucleo familiare. L'assegno al nucleo familiare di solito in questo caso, essendo una signora che è vedova, spetta
a chi è titolare di pensione di reversibilità. Ecco, allora io chiedo dalla regia di mettere in onda le slide, perché a questo punto abbiamo la prima slide da mettere in onda, che questo è un diritto inespresso, esatto. Chiaramente parla appunto tra cui appunto l'assegni al nucleo Esatto. familiare Esatto. e a chi spettano, quindi la seconda e anche la terza, perché proprio entriamo nello esatto. specifico. Allora, intanto io diciamo, sì, in questo caso, nel caso nello specifico, cosa è successo? È successo che la signora ha ricevuto l'indennità di accompagnamento e non si è presentato nessuno per vedere se c'era qualcos'altro. Il nostro responsabile di sede, che conosce molto bene il suo paese e conosce molto bene gli abitanti, gli anziani, così cosa ha fatto? Sull'onda di quello che aveva fatto lo SPCGL provinciale 2 anni e mezzo fa, ha semplicemente telefonato a chi aveva ricevuto la invalidità al 100% e non necessariamente l'indennità di accompagnamento e ha diciamo, chiamato queste persone, ha proposto di fare l'ulteriore domanda, che è la domanda per gli assegni al nucleo familiare per se stessi, riconosciuti da una tabella INPS, da una, come si può dire, da norme legislative, e significa che all'anziano, purché il reddito, cioè la pensione di reversibilità sia la pensione di reversibilità da lavoro dipendente, solo ed esclusivamente da lavoro dipendente, spettano almeno 52 euro, circa 53 euro di assegno familiare al mese. Naturalmente è possibile, in base a quando è stata fatta la domanda e quindi c'è l'invalidità al 100%, perché sono 2 requisiti indispensabili: essere titolari di pensione di reversibilità ed avere un'invalidità al 100%, pensione di reversibilità da lavoro dipendente, lo ripeto, sia pubblica che privata la pensione, sono 52 euro, 53 euro al mese che spettano alle persone, con la possibilità di chiedere arretrati fino a un massimo di 5 anni e, se non sono i 5 anni, perlomeno dal momento in cui viene riconosciuto l'invalidità al 100%. Vedremo la slide successiva, assegno al nucleo familiare, che è quella proprio che dice se il richiedente è titolare di reddito da lavoro dipendente o di pensione diretta da lavoro dipendente, pensione diretta da lavoro dipendente. Questo appunto è il caso di cui si parlava, tra l'altro. L'altra slide ancora, invece, se il richiedente è titolare di pensione e superstiti da lavoro dipendente. Esatto. Questo è l'altro caso. Allora, l'assegno al nucleo familiare spetta ai titolari, cioè alle persone che hanno un nucleo familiare importante e un reddito abbastanza basso, abbastanza contenuto. Chi può chiedere l'assegno al nucleo familiare? Naturalmente il richiedente l'assegno, cioè il titolare del lavoro o della pensione, il coniuge che non sia legalmente separato, i figli di età inferiore ai 18 anni, i nipoti di età inferiore ai 18 anni e, o a 21 se sono studenti o apprendisti. I nipoti sono entrati nella lista non molto tempo fa, 4-5 anni fa, a seguito di sentenze. Quindi prima non c'erano i nipoti. Poi ci sono, vabbè, i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro, vale a dire totalmente inabili, e poi fratelli, sorelle, comunque persone a carico che non hanno, diciamo, un reddito. Certo. Vediamo la slide successiva. Cosa ci va a indicare appunto quando il titolare della pensione superstite è vedova oppure è un orfano? Eccolo là. Cosa vuol dire? Allora, cosa significa? Significa che la persona che è titolare di una pensione di reversibilità, di una persona di reversibilità,
oppure è un orfano, quindi un nucleo orfanile viene dichiarato nella, sì, diciamo, nella nomenclatura normale, e l'orfano deve essere un orfano minorenne, perché se è maggiorenne la pensione di reversibilità non spetta. Il vedovo o la vedova, diciamo, alla vedovo o alla vedova spetta la pensione di reversibilità, però in questo caso è un nucleo familiare composto da una sola persona e il titolare diciamo, della pensione di reversibilità deve essere in possesso di alcuni requisiti reddituali, vale a dire il reddito per la persona sola non può superare i 28.500 euro circa annui. Chiaro. A fronte di questo spettano questi circa 53 euro, per la precisione 52,91 al mese, esatto, che possono dare anche, diciamo, non sono una cifra esorbitante, però alla fine sono sempre interessanti. Sono più di 600 euro all'anno. Che non è poca cosa. Vediamo un'altra intervista, sempre di un caso analogo, e poi analizziamo altre notizie importanti sugli assegni familiari. Vediamola. Anche il signor Fabrizio ha fatto controllare la pensione di sua madre dagli operatori dello SPI-CGIL di Vigasio. Cosa è venuto fuori? Che è venuto fuori che c'era qualcosa che si poteva integrare nella pensione di mia madre con questo fatto di reversibilità con un assegno familiare chiamato, penso così, e dal controllo che è stato fatto tramite il patronato, questo CGIL, che siamo venuti qua a Vigasio, ci hanno fatto capire che c'era la possibilità di integrare ancora un po' la pensione di mia madre con circa 50 euro in più al mese. Quindi alla fine adesso sua madre si ritroverà 50 euro di più al mese, più anche qualche arretrato, immagino. Sì, gli arretrati sono intorno ai 1300 euro lordi, mi sembra di capire. Però ecco, dal momento che era stata fatta l'integrazione da circa del 2016 fino alla presentazione del 2018, è saltato fuori un arretrato di questo genere, circa 1300 euro. Ecco, quanti anni ha sua madre? 97. E come ha reagito una volta che le avete comunicato di questi importi aggiuntivi? Mia madre è sempre stata una particolare per il patronato, nel senso che sarebbe stata la sua vita per il patronato, perché quando era giovane gli avevano chiesto se poteva integrare, dopo il suo lavoro, se poteva venire a dare una mano per cercare di aiutare gli altri con le cose che lo Stato poteva dare, diciamo. Però con la famiglia che aveva non poteva, perciò aveva rinunciato a questo incarico, perché i primi tempi, ancora parliamo di circa 50 anni fa, c'era un patronato ancora qui a Vigasio che assisteva gli anziani, e l'assistente gli aveva chiesto proprio di aiutare, perché aveva quella carica di aiutare gli altri, mia madre. Quindi doppia soddisfazione, perché ha un importo aggiuntivo e recuperato da chi poi, dalla struttura per la quale lei avrebbe voluto anche lavorare. Certo. Ecco, quindi si è risolto bene, è stata premiata, in qualche modo. Questa signora era una signora che lavorava in agricoltura, anche perché la zona di Vigasio, questa zona, era una zona prettamente agricola, lo è anche adesso, e la stragrande maggioranza delle persone, delle ragazze, degli uomini, lavoravano in agricoltura. Questa signora è sempre stata particolarmente attenta. Allora c'erano le leghe bracciantili, altro non erano che le sezioni della CGIL, dei braccianti, che erano inserite nei singoli paesi.
A questa signora, giustamente, era stato chiesto, perché era molto attiva nella zona, era stato chiesto di diventare un'operatrice della Lega dei Braccianti. Allora, spesso e volentieri, al di là del funzionario che si spostava da paese a paese, chi era nel paese dava una prestazione dopo l'orario di lavoro, perché nessuno si è mai sognato di mettere in discussione il lavoro. E questa signora ha rinunciato perché dice: a me piacerebbe tantissimo, sarebbe una cosa, era molto attiva, però c'è un problema, io ho una famiglia pesante alle spalle, il lavoro è pesante e io non me la sento di sobbarcarmi anche questa cosa. Quindi questa cosa per lei è una soddisfazione. In quel paese, come dicevo, in quella località, il nostro rappresentante di sede, dopo aver... Allora, lo SPI provinciale aveva fatto nel 2017 una cernita di tutti gli anziani che avevano una pensione di reversibilità, anziani e anziane, e aveva, fatto una campagna, molti si erano presentati, in questo paese si erano presentati e loro hanno continuato, una volta fatta la richiesta a queste persone del paese di passare a fare il controllo, hanno scoperto che c'erano e in totale in pochi mesi hanno recuperato 13.900 euro. Caspita, 13.900 euro, sono cioè, cifre non da parecchie persone. Assolutamente. E stanno proseguendo. E continuano, quindi attenzione, fatevi controllare. Velocissimi, perché siamo in chiusura, abbiamo ancora assegni al nucleo familiare, mentre prendo l'assegno cambia il nucleo e il suo reddito, quindi vediamo le slide, questa qua è la slide che fa i conteggi, quindi sì, ci sono i vari conteggi di recupero. Ecco, sono due due tipi di nuclei che sono importanti. Il nucleo orfanile, dove c'è una persona sola, oppure dove ci sono entrambi i coniugi, ma uno è disabile. Anche lì c'è un buon intervento, perché parliamo di più di 50 euro mensili, per cui anche se il limite di reddito è più basso, perché è sui 25.700 euro grosso modo. Lordi, sempre lordi. Signor Benedetto. Andiamo alla slide successiva, assegno al nucleo familiare sempre, che era quello che dicevo, attenzione perché c'era una variazione del nucleo familiare. Esatto, può variare il reddito, ma può variare anche la condizione della persona, cioè diventare vedovo o vedova. Ecco, una cosa particolare è che un tempo i vedovi facevano fatica a fare la domanda di reversibilità e poi dopo quel che compete, insomma. Vediamo ancora la slide dopo, perché la disciplina degli assegni familiari si applica nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, esatto, cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti, continua a applicarsi quindi la normativa sugli assegni familiari, e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Quindi questo è importante. Molto semplicemente, per i pensionati da lavoro dipendente c'è l'assegno al nucleo familiare. Per i pensionati dei coloni, mezzadri, piccoli coltivatori, coltivatori diretti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, vale a dire artigiani e commercianti, esiste solo l'assegno familiare, ma non può essere chiesto come nucleo orfanile. E l'assegno familiare è 10,21 euro, punto. Stop. Ultima slide, l'importo degli assegni familiari per i coltivatori diretti, eccetera, vediamo di spiegarlo rapidissimo. Allora, per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, è di 8,18 euro al mese. Per i pensionati invece dei artigiani e commercianti è di 10,21 euro al mese. Per i piccoli coltivatori diretti è 1,21 euro, quindi non so, io finora non ne ho visto uno che è venuto da noi a fare le domande. Importante è andare a farsi controllare la pensione, perfetto, perché sono molti
i diritti che possono essere riconosciuti e sono diritti economici importanti. Assolutamente, 5 anni soltanto di tempo, il tempo vola. Grazie Giuliana Lancisi della segreteria di SPCGIL di Verona, grazie a voi di averci seguito, ricordatevi, andate a farvi controllare la vostra pensione o fatevi supportare da qualcuno per andarlo a fare. Grazie ancora, la nostra trasmissione prosegue dopo la pubblicità, lasciamo la nostra ospite augurandole buon lavoro e noi ci vediamo dopo la pubblicità in studio. Okay.